siamo davvero sicuri di quello che mangiamo? Lo sapete che con il codice doganale sui cibi, un pomodoro coltivato in Cina può diventare un concentrato italiano? Vi sembra giusto? In pratica io compro un concentrato italiano in un normale supermercato e il pomodoro è coltivato in Cina. Ma è assurdo! Cosa c'è di italiano? Fermiamo il falso cibo italiano. Basta truffe. Qui si gioca con la salute delle persone. Coldiretti e campagna amica Nuoro Ogliastra vi invitano alla raccolta firme per abolire il codice doganale sui cibi. Firma la petizione in tutte le sedi Coldiretti e i mercati di campagna amica. Per mangiare genuino, per stare meglio. Elegante dallo stile moderno. Dalle 6 del mattino la tua colazione è dolce o salata e anche senza glutine. Caffè Noir, in centro a Tortolì. Momento aperitivo. I fantastici cocktail sono accompagnati da originali stuzzicherie create apposta per te. E la sera il freddo d'inverno non è più un problema. L'elegante Deor riscaldato farà la tua serata intrigante con le migliori selezioni di gin, rum, vodka, tequila e whisky provenienti da tutto il mondo. Caffè Noir Cocktail Bar, il tuo momento. Via Monsignor Virgilio 10 a Tortolì. Con l'arrivo della primavera, le giornate si allungano, il sole risplende e i tuoi capelli si illuminano di una nuova luce. Da Amy Beauty Hair, la bella stagione inizia con la nanoplastia, il trattamento bio per un liscio naturale fatto da olio d'oliva per dare la lucentezza, bacche di acai per nutrire dalla radice, olio di argan per capelli morbidi. Fissa subito il tuo appuntamento allo 0782 623 684 e avrai uno sconto del 20%. Amy Beauty Hair, everybody's perfect. Via Macomer 1 dietro Banca Intesa a Tortolì. Buongiorno a tutti e a tutte da Federica Menis, ben trovati al secondo appuntamento della mattina con Stella di Cecché, questa volta con il nostro notiziario e le news dall'Ogliastra. Partiamo oggi da Barissardo, nasce un comitato per il completamento della statale 389, arteria strategica per il collegamento dell'Ogliastra con il nord Sardegna. Domani a Barissardo si terrà un incontro pubblico al centro civico dove verranno illustrati i motivi e gli obiettivi del progetto e le modalità operative per la costituzione del comitato. I promotori sono il sindaco di Barissardo Ivan Mameli, i consiglieri di minoranza del comune di Lanusei Denis Vitalis e Bettina Pisano. Abbiamo al telefono con noi il sindaco Ivan Mameli appunto per parlare di questo progetto. Buongiorno sindaco. Buongiorno Federica e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Quindi domani un'assemblea pubblica per costituire questo comitato. Ci racconta un po' quali sono gli obiettivi, le motivazioni? Allora, il comitato innanzitutto è uno strumento che sì, è detto bene, fondato da me, da Denis, da Bettina, ma ha il largo sostegno di tantissimi sindaci, innanzitutto sindaci ogliastrini, ma il comitato si sta diffondendo molto anche in Gallura, nel Nuorese e nel Sarrapo, perché la 389 non è, come dire, un capriccio, ma è una battaglia di civiltà che unirebbe tutta la costa orientale della Sardegna, partendo da Olbia fino ad arrivare a Cagliari. Perché si parla di un collegamento oggi mancante, che è quello con la 125. Certo. La strada che oggi si ferma a Villa Grande, quindi all'altezza di Villanova, andrebbe a collegandosi anche con i capoluoghi di provincia, quindi con Lanusei e Tortolì, attraverso la 125. E quindi sarebbe proprio una ricongiunzione di le diverse parti dell'Ogliastra, ma di tutta la costa orientale. Quindi è una battaglia di civiltà, una strada ferma da 30 anni, è una strada per noi particolarmente importante sia per avvicinare i servizi, pensiamo solo dal punto di vista sanitario o della giustizia, o dell'istruzione, ma pensiamo anche a quello che è l'indotto economico della 389. 3/4 del traffico merci e passeggeri non arriva da Cagliari, al quale siamo fortemente legati, ma arriva da su, arriva da Olbia, arriva dal Nord Sardegna, e quindi è quanto più urgente terminare
questo tratto di strada, c'è un progetto definitivo sul quale si sta lavorando sull'esecutivo, che è un tratto di 8,5 km che collegherebbe da subito Villanova, la testa di Villanova, quindi Villa Grande, al bivio di Arzana, sul quale anche il sindaco di Arzana si sta dando parecchio da fare. E solo quello è un tratto di 8,5 km, costo approssimativo siamo intorno agli 80 milioni di euro, quindi immaginatevi non solo un'infrastruttura che avvicinerebbe con gli standard di una strada statale a scorrimento veloce quel tratto lì, ma pensate anche a tutto l'indotto derivante dai cantieri per tutto quello che è il tessuto economico locale e non solo. In questo caso parliamo di tutta la Sardegna. Sindaco, lei ha detto che la progettazione, c'è la progettazione esecutiva, ma ci sono dei soldi appunto per poter completare questa strada? In questo momento allora c'è un progetto definitivo depositato dal settembre 2020. Okay. Sulla progettazione esecutiva si sta lavorando, quindi c'è una copertura economica, non c'è una copertura economica per quanto riguarda tutto l'importo dei lavori. Okay. Occorrerà pertanto, ecco qui l'importanza di unire le forze con tutti assieme, con la Gallura, con il Nuorese, con lo Iastra e col Sarrabus, proprio per fare forza e dare uno scossone a tutta la politica regionale e nazionale, perché stiamo parlando della strada statale, affinché diventi prioritario il finanziamento di questa strada e il completamento. Teniamo presente che questa è una di quelle opere inserita nel piano nazionale delle infrastrutture, quindi è un'opera di rilevanza nazionale. Certo. Perché è proprio considerato un'arteria principale della Sardegna. Assolutamente. Ricordiamo domani quindi l'assemblea pubblica alle 17 al centro civico di Baristardo in piazza Repubblica. Ci saranno anche diversi interventi, vogliamo ricordarli? Allora, tenete presente che è un tavolo molto di altissimo livello. Ci sarà la presidente regionale dell'ANCI, Daniela Falconi, la quale ha già dichiarato di voler aderire al comitato per la 389, il quale riconosce da subito, ha riconosciuto l'importanza di questa infrastruttura. Ci sarà il presidente della Camera di Commercio Nuoro Iastra, Agostino Cicalò. Ci saranno un professore universitario, esperto di diritto dei trasporti, esperto in ingegneria dei trasporti, strade e infrastrutture, il professore ingegnere Mauro Coni. Insomma, il tavolo è veramente ricco, ci saranno tanti sindaci. Ci sarà anche Michele Muggiano, segretario CISL Ogliastra, se Michele non erro. Muggiano, sì, assolutamente, per la parte appunto che riguarda appunto la parte dei lavoratori, certo. In ogni caso l'importanza che ha il sindacato, ma tenete presente che l'invito è rivolto a tutto il mondo dei sindacati di ogni sigla, ma anche al mondo datoriale, perché riteniamo che questa è un'infrastruttura che interessi veramente tutti. Benissimo, grazie allora al sindaco Mameli per essere intervenuto anche questa volta qui su Radio Stella per parlare insomma di questo importante progetto, la costituzione del comitato per il completamento della 389. Vi auguriamo buon lavoro e ovviamente... Federica, sì. Consentimi giusto un'ultima cosa, voglio avvisare tutti che è stata aperta la pagina Facebook e Instagram del comitato, sulla quale ci si può iscrivere direttamente tramite un modulo online che tra l'altro sta girando tantissimo sui social e non solo. Perfetto. Quindi grazie per questa opportunità e ci vediamo domani. Perfetto, grazie mille, buon lavoro. Grazie. Ecco, abbiamo sentito il sindaco Ivan Mameli, ci ha illustrato insomma gli obiettivi di questo comitato. Domani ci sarà un'assemblea pubblica a Baristardo, poi sui social anche le modalità per iscriversi al comitato, che vuole essere uno strumento appunto per pungolare affinché questa importante arteria strategica venga finalmente completata. Noi andiamo avanti invece, ci spostiamo, torniamo a parlare della decisione dell'autorità di bacino della Sardegna di
di spostare 35 milioni di metri cubi di acqua dall'invaso del Bau Mugerris a Villa Grande al Campidano di Cagliari per salvare appunto questo comprensorio gravemente colpito dalla siccità, una decisione che ha fatto storcere il naso a più di un sindaco e vari amministratori. È intervenuto anche Marco Melis, ex sindaco di Arzana e attuale capogruppo di opposizione alla Nusei, proprio su questa decisione. Dice: ancora una volta ci viene chiesto un contributo in termini di rinuncia per risolvere un problema di un altro territorio. Ho sempre avuto un atteggiamento solidaristico nei confronti delle comunità in difficoltà, ma stavolta è diverso. Le comunità ogliastrine e nuoresi hanno da sempre svolto il ruolo di garantire l'acqua al Campidano e a Cagliari, ma stavolta è diverso perché l'Ogliastra è reduce da una crisi idrica che perdura da 3 anni. Alcuni paesi la scorsa estate hanno avuto restrizioni importanti, si è arrivati a distribuire l'acqua nei casi più estremi anche una volta ogni 4-5 giorni. Marco Melis esprime quindi tutto il suo disappunto e dice invece sarebbe opportuno portare al tavolo proposte concrete per ammodernare le reti di adduzione e distribuzione dell'acqua ormai obsolete in Ogliastra e ricambiare questo gesto di solidarietà con una compensazione in investimenti dello stesso valore. Per esempio, dice 35 milioni di metri cubi d'acqua per 35 milioni di euro in infrastrutture. Sarebbe un segnale per il territorio a cui spesso si prende e altrettanto spesso non si dà. Queste le parole del capogruppo di opposizione Marco Melis a Lanusei su questa decisione. Andiamo avanti invece, ennesimo episodio di violenza contro gli animali in Ogliastra, un altro episodio criminale. Un cane femmina di Maremmano è stato trovato morto sul ciglio della strada allo svincolo di Cea tra Tortolì e Baristardo, legata con un laccio di ferro all'addome strettissimo, morto di stenti tra atroci sofferenze. A denunciare il barbaro episodio è stato Gianluca Mancuso, un volontario animalista che è quotidianamente in prima linea per difendere e tutelare gli animali. I segni del laccio sul corpo del cane che lo hanno intrappolato chissà da quanto tempo, e infatti evidenti i segni con il laccio conficcato nella carne dell'animale. Il volontario ha avvisato le forze dell'ordine che si sono recate sul posto insieme ai veterinari ieri pomeriggio. La carcassa dell'animale è stata rimossa. Mancuso ha sporto denuncia contro ignoti. La foto denuncia è stata pubblicata sul suo profilo social ed è diventata virale con tantissime condivisioni e decine di commenti indignati per questo ennesimo e barbaro atto crudele contro gli animali. Ma si ricorda che le leggi in materia per il maltrattamento degli animali e per l'uccisione sono molto più severe dallo scorso anno. Si rischia una multa sino a 30.000 euro e fino a 2 anni di carcere. E insomma, oltre alle aggravanti, non si capisce perché nel 2025 ancora si continua con questi episodi barbari verso gli animali. Andiamo avanti, parliamo di un bel progetto dell'istituto IANAS di Tortolì, si chiama Navigare in parità, skipper per un giorno. Si tratta di un progetto promosso dall'istituto professionale di Via Santa Chiara per promuovere la parità di genere, combattere gli stereotipi e valorizzare le pari opportunità. Questo ha vinto il premio regionale Graziano Deiana, giudicandosi un contributo di 5.000 euro. In un contesto sociale in cui ancora persistono stereotipi riguardo a capacità e ruoli, è fondamentale promuovere attività che favoriscano il superamento di queste barriere utilizzando le pari opportunità, spiegano le referenti del progetto, le docenti Lorena Melis e Valeria Volpis. Attraverso il mare, simbolo di libertà e scoperta, nasce l'idea di un progetto che mette al centro le nostre studentesse, offrendo loro un'opportunità di empowerment e consentendo di sperimentarsi in un contesto tipicamente maschile come la navigazione. Dopo la formazione teorica e pratica, in cui le ragazze prenderanno le mansioni principali per condurre una barca a vela, si terrà anche la regata finale.
Insomma, nell'ambito del progetto poi si è tenuto anche un workshop nel quale ha partecipato anche la campionessa mondiale di vela Caterina Banti. Chiudiamo con un evento, la musica popolare torna protagonista a Tortoli con la 4ª rassegna dell'organetto, un evento per gli amanti della tradizione sarda e non solo, organizzata dall'Associazione Culturale Tradizioni Popolari Sant'Anna Tortoli con il patrocinio del comune e la collaborazione dell'Ufficio Lingua Sarda. La rassegna si terrà sabato 29 marzo a partire dalle 20 presso la tensostruttura di Fralocci. La serata, condotta da Ivan Morongio, offrirà un viaggio tra le melodie che da sempre accompagnano la vita e le feste dell'isola, grazie all'esibizione di alcuni tra i migliori suonatori di organetto della Sardegna, un'esperienza quindi all'insegna della musica e dell'identità per riscoprire la bellezza senza tempo di questo strumento e le armonie che raccontano la storia della nostra terra. Con questo evento chiudo il notiziario di oggi, vi do appuntamento come sempre a domani mattina con la nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito, grazie alla regia di Roberta Loi.